Per noi commercianti sicuramente è la rovina per tutti, perché non si può fermare più nessuno e quindi non si lavora più e non si fa più niente. No? Sono aumentate le difficoltà di parcheggio, la gente che voleva fermarsi, insomma, adesso ce l'ha più difficile questa cosa e magari spesso mi chiamano per dirmi che non riescono a fermarsi perché devono proseguire e quindi lasciano perdere. Quindi era meglio come era prima. Le vendite sono calate ovviamente, perché se un cliente passa, non trova posto ed è costretto a rifare di nuovo il giro dalla Via Mera, cioè Via Mera, Ponte, giro, quindi non ritorna più. Affari in calo, negozianti scontenti, il senso unico in Via Mera non piace ed è ritenuto penalizzante. Chi non riesce a trovare posto per l'auto preferisce andare altrove a fare gli acquisti pur di non rifare il giro dalla bretella di collegamento. Il senso unico nella strada principale di accesso ad Agrigento era stato disposto a causa della chiusura del parcheggio degli autobus di Piazzale Rosselli per i lavori di realizzazione della pensilina, considerato che i pullman diretti a Catania e Palermo sostavano in Via Imera. Ma il terminal adesso è stato riaperto, seppur non ancora del tutto ultimato. I commercianti sollecitano il comune di Agrigento affinché ripristini il doppio senso di marcia. Si è creato soltanto un intralcio alla circolazione, perché mentre prima il doppio senso, chi veniva dalla bretella saliva, doveva andare verso la stazione, prendeva la strada per la stazione, chi doveva in Via Mera scendeva e percorreva la strada a doppio senso a scendere, poi usciva dal ponte e andava dove voleva andare. In questo caso con la Via Mera solo a senso unico, che succede? Che chi deve venire dalle città commerciali deve venire da proposito da noi e molta gente molte volte lascia perdere e va nelle zone limitrofe più ampie, o Villaggio Moreto dove deve andare per andare a comprare alcune cose che servono alle persone. Siamo tutti penalizzati, tutti i commercianti della Via Mera, io mi faccio portavoce, sono tutti d'accordo con me che la Via Mera ritorni come era prima. Io faccio un appello alle istituzioni, al sindaco, all'assessore di competenza di cercare di venirci incontro perché dobbiamo cercare di lavorare tutti. Cioè, la Via Mera è diventata soltanto un buco, basta, un budello. Perché dopo tanto denaro speso abbandonare quella strada e fare unica la Via Imera che danneggia a tutti noi commercianti, a tutti noi abitanti e residenti che per andare a casa dobbiamo fare chilometri e chilometri e non solo, ma si danneggiano le altre vie perché le altre vie restano intasate. Difficoltà e disagi dunque. La circolazione stradale oggi è molto più caotica e snervante, oltre che pericolosa. Chi non si avvede infatti dei cartelli che indicano il divieto d'accesso, specie chi si trova al centro della Via Imera, la percorre controsenso. Basta vedere il traffico, i tempi si sono allungati enormemente anche per raggiungere il centro. Per chi sta in via Mera fare 3 volte il giro per trovare parcheggio è disastroso. Ed in Via Mera sono lamentati anche altri disservizi, in particolare per la pavimentazione sconnessa dei marciapiedi e per la segnaletica orizzontale carente. Ci sono le banchine e ci sono tante persone, tanti anziani che cascano ripetutamente e l'avevo fatto presente. Poi ci sono le strisce pedonali che non si vedono più, si intravedono. È un problema per tutti i pedoni e tutti i cittadini agrigentini.